Che ci crediate o no, a Venezia anticamente si andava a cavallo. In piazza San Marco, dove a lungo furono organizzati dei tornei cavallereschi, si cercò perfino di limitarne il traffico. Con una legge del 1287 si proibì infatti a tutti, esclusi i forestieri appena arrivati, di cavalcare lungo le mercerie, estendendo il divieto completamente a tutti 4 anni più tardi, ingiungendo di legare le cavalcature a San Salvador e proseguire a piedi. Una delle campane di San Marco si chiamava trottera. Quando suonava, i nobili chiamati a riunirsi in maggior consiglio a Palazzo Ducale mettevano al trotto le loro cavalcature per non far tardare i lavori dell'assemblea. Tra 6 e 700 fu attiva a Castello la cavallerizza dei nobili, un maneggio nel quale si dilettavano i patrizi veneziani, capace di 70 cavalli, del quale rimane ancora memoria nella toponomastica cittadina. C'è da dire però che come oggi i veneziani vengono motteggiati per la conduzione dell'automobile, nel corso dei secoli non si sono fatti mancare, da buon popolo di mare, scherzi e motteggi per la loro maniera di cavalcare. Tra gli altri, e non sono pochi, Ludovico Ariosto sostenne che son mestieri diversi, regger briglie e volger timoni. Baldassarre Castiglione, maestro di buone maniere cinquecentesche, nel parlare di un cavaliere sgraziato, diceva che cavalcava alla veneziana.